19:25 diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di produrre l'appello. Silvestri Antimo presente, Di Lorenzo presente, D'Angelo presente, Migliaccio presente, Picardi presente, Marrazzo Vincenzo presente, Silvestri Antonio presente, Silvestre Domenico assente, Petito presente, Castaniere presente, Pezzella presente, Galdieri presente, Tauletta presente, Marrazzo Antonio presente, Chianese Antimo assente, Volpe assente, Chianese Michele assente, Chiacchio presente, Di Donato presente, Bonanno assente, Marrazzo Antimo presente. Gli assenti sono 5 e i presenti 16. Passiamo al primo argomento dell'ordine del giorno, approvazione verbale di seduta precedente. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità. Prima di passare all'interno dei lavori del Consiglio Comunale, consentitemi come fatto personale, ma penso di esprimere la volontà dell'intero Consiglio Comunale per formulare i migliori auguri al consigliere Galdieri, il quale adesso, se dovrà giocare a pallone, non potrà più giocare tra gli scapoli, ha passato tra gli ammogliati. Vi facciamo i migliori auguri. Allora, il secondo punto sono due comunicazioni, una da parte mia. Mi appresso a leggervi una relazione che ho compilato. Signori consiglieri, signor sindaco, signori assessori, le vicende consumate nell'ultimo Consiglio Comunale impongono una serie di riflessioni che spero condividiate. Da quando ho avuto l'onore di presiedere questo Consiglio, potete darmi atti che durante i lavori non ho mai tenuto presente la normativa che regola gli interventi, avendo a cuore la sostanza delle cose rispetto alla forma. Chi aveva da dire cose interessanti ed intelligenti l'ho lasciato parlare senza formalizzarmi sui tempi degli interventi, così come non mi sono formalizzato sulle tematiche